Due sessantenni ricoverati in ospedale a Padova per le cadute da tetti di aziende sulle quali stavano lavorando. Nel pomeriggio di mercoledì, intorno alle 17, all'interno di questa ditta di Piombino Dese, l'infortunio di un 66enne di Milano è stato molto simile a quanto era accaduto solo 24 ore prima a San Giorgio in Bosco, con un 69enne precipitato dal tetto per un crollo strutturale. Le condizioni dei due sessantenni restano gravi. Sugli incidenti indagano lo Spisal dell'ULSS 6 Euganea e i carabinieri. Nell'azienda di Piombino Dese, la di Glass, sono in corso lavori di manutenzione in vista della riapertura di lunedì prossimo. Il 66enne stava effettuando lavori sul tetto accanto alla fornace quando sarebbe stato colto di sorpresa da un cedimento strutturale, cadendo al suolo sotto gli occhi del figlio che ha lanciato l'allarme. Una serie di incidenti preoccupante, evidenzia il sindaco di Piombino Dese, Cesare Mason. È preoccupante ciò che succede in questi casi, ci sono i sistemi, il problema è che son tutte persone di una certa età, però comunque mancano i criteri minimi di sicurezza in questi casi e tutti in entrambi i casi son lastre o in amianto o in fibrocemento che non lasciano scampo. Sono un po' del settore per cui, come mi insegnava mio padre, il ferro ti avverte prima di cedere e anche il legno ti avverte, le lastre in fibrocemento non ti avvertono. Saranno le indagini a stabilire con esattezza quanto è accaduto. L'area dell'incidente è stata posta sotto sequestro. Nel frattempo il pensiero va ai due tecnici gravemente feriti. Gli auguro il massimo e tutto il bene del mondo, ovviamente, perché comunque son persone che si sforzano, nonostante tutto, alla loro età, di portare la loro esperienza e il loro lavoro.